Grazie Presidente. Devo dire che ogni anno quando arriviamo alla discussione del DEF ora e della relativa nota di aggiornamento mi piacerebbe che il dibattito in Consiglio fosse animato dalla migliore delle intenzioni, e cioè quella di dare la giusta rilevanza ad una fase fondamentale delle politiche regionali, che è propedeutica poi ovviamente all'approvazione del bilancio e dei suoi collegati, e rispetto alla quale valuteremo poi anche l'allocazione delle risorse e la coerenza tra gli impegni che ci proponete con questo documento e la conseguente distribuzione delle risorse rispetto alle missioni e ai programmi che avete indicato. Però diciamo che sul piano più politico questa discussione è certamente quella più cruciale, quella più importante, quella attorno a cui noi dovremmo concentrare la maggior parte delle nostre risorse, e sappiamo perfettamente che la programmazione del DEF deve seguire un doppio binario, diciamo così. Da un lato deve garantire una coerenza rispetto al programma di governo con il quale questa amministrazione, questa giunta ha cominciato il proprio mandato, ma essendo una programmazione annuale dovrebbe dimostrare una capacità particolare di analizzare la contingenza, di declinare quegli impegni che ci si era presi all'inizio della legislatura all'interno di un mondo che cambia e che ci pone ogni giorno di fronte a fasi diverse. E ora credo che questa capacità diventi ancora più cruciale in una fase, come è stata definita dal Presidente Zaia proprio nel DEF, caratterizzata da profonda incertezza. E dunque io penso che se noi davvero vogliamo fare in modo che questo DEF non sia semplicemente un libro dei sogni, dovremmo dimostrare di avere una grande capacità e soprattutto una reale volontà di vedere e affrontare la complessità che oggi noi siamo chiamati a controllare e a affrontare, appunto. E io lo dico subito, ritengo che l'impianto che ci proponete con questo DEF sia proprio un impianto non condivisibile, e cercherò di spiegare perché. È un documento all'interno del quale si analizza il contesto come fosse esclusivamente influenzato da fattori esterni e imprevedibili che generano incertezza, rispetto ai quali nulla si può fare. Li cita proprio il Presidente Zaia: c'è la guerra in Ucraina, adesso pure in Medio Oriente, c'è l'aumento dei costi energetici, c'era stata la pandemia, ci capita l'inflazione. Cosa fare in questo contesto? Ecco, io credo che la prima cosa è vedere che questo contesto esiste, e la seconda cosa dovrebbe essere quella di verificare se siete capaci di fare una cosa che non si limiti a definire il problema e a tentare di resistere a queste tempeste, rinunciando, come fate, a mettere in campo politiche che contrastino questi fenomeni. Rinunciare ad affrontare queste emergenze, accettarle e provare malamente a resistere è un atteggiamento che io credo non sia all'altezza della nostra regione e anche delle fondamentali leve di cui dispone un'amministrazione regionale. E farò degli esempi. Esempio numero 1: l'arresto dell'economia italiana dopo la temporanea ripresa nel biennio post-Covid, sostenuta principalmente dagli interventi espansivi dell'Unione Europea, è certamente un dato di fatto che già pesa pesantemente sul sistema economico e sociale del Veneto. Registrare questo rallentamento, questo blocco, come un elemento che tutto sommato, così scrive Zaia, non incide più di tanto nell'economia veneta, è un errore fondamentale. So perfettamente che la narrazione nel vostro caso molto spesso sostituisce la realtà, ma le imprese venete, il blocco e il rallentamento dell'economia lo stanno già subendo sulla propria pelle. E allora io posso semplicemente dire purtroppo per colpa della guerra in Ucraina si rallenta l'economia e pazienza, o dovrei invece piuttosto analizzare il contesto nel quale questo rallentamento avviene e chiedermi se posso in qualche modo costruire un sistema di politiche pubbliche industriali che aiuti le imprese venete a continuare ad essere competitive anche in un contesto globale europeo di recessione?
Io mi rendo conto che le scelte del governo non aiutano in questo senso. Il taglio dei fondi del PNRR accolto, mi pare, qualche giorno fa dall'Unione Europea, il taglio delle risorse al comparto sanità, i tagli lineari che vedremo con questa prossima manovra di bilancio su sanità, pensioni e su tutte le fragilità, il taglio delle risorse diretto alle regioni e agli enti locali. Mi rendo conto che l'azione del governo Meloni non aiuti a contrastare la recessione economica e rende più ristrette le disponibilità finanziarie dentro della regione, ma io ho l'impressione che noi siamo dentro questo drammatico contesto economico che colpisce ovviamente la regione Veneto più delle altre, perché le imprese stanno qui e quando l'economia europea rallenta, qui rallenta di più, così come quando accelera, qui accelera di più. E allora è incredibile che quando accelera dalle altre parti e qui accelera di più è merito nostro, merito del grande presidente Zaia e della Giunta, quando l'economia rallenta in Europa e rallenta qui Assessore di più, Corazzari, se può abbassare il volume, grazie. e rallenta qui di più, è un fattore esogeno di incertezza rispetto al quale non ci possiamo fare niente. Io trovo questo atteggiamento profondamente irresponsabile. Io trovo questo atteggiamento anche irrispettoso nei confronti dei tanti imprenditori di questa regione che hanno dato tantissimo quando ce n'era per tutti e che oggi che sono in crisi vi girate dall'altra parte, non riconoscete quel problema. E io credo che la scelta di non intervenire per anni a supporto del sistema produttivo regionale, per la sua tutela, per il suo rilancio, per renderlo più competitivo, attraverso un serio piano di politica industriale, oggi sta presentando il conto. Altre regioni lo hanno fatto a tempo debito, perché queste operazioni funzionano se si fanno quando l'economia tira. Farlo in una fase recessiva è complicato. E cosa hanno fatto le altre regioni? Semplicemente hanno scelto quali asset strategici ritenevano prioritari per gli interventi di politiche pubbliche. Invece, siccome in questa regione, sia quando le cose andavano bene, ma anche oggi che le cose vanno male, l'unica politica industriale che siete in grado di fare è quella di distribuire a pioggia un po' di finanziamenti a tutti, oggi ci troviamo nelle condizioni che non riusciamo a competere su alcuni settori strategici sui quali abbiamo costruito la nostra forza e che infatti oggi sono i più colpiti dalla crisi. Basta leggere la vostra relazione e ne cito due. Primo comparto colpito dalla crisi produttiva in questa regione, la manifattura. Io non so se vi siete accorti, se avete letto con attenzione i dati del quadro economico riportati nel DEF, ma mentre cercate di spiegarci che va tutto bene, proponendoci dati aggregati dell'economia veneta, se noi andiamo a leggere dentro quei dati ci accorgiamo che tira il turismo, che tira in parte il comparto cultura, ma la manifattura è ferma sia sotto il piano della produzione, sotto il piano della redditività e anche sul piano dell'occupazione. Allora dove vuole andare un sistema produttivo come quello regionale, composto per la stragrande maggioranza dei casi da imprese piccole, medio-piccole del comparto manifattura, legno, acciaio, case, edilizia, che sta rallentando e il comparto manifatturiero in Veneto rallenta più velocemente che quello italiano, ovviamente. Allora dobbiamo dire ai veneti la verità, che non è che va tutto bene e che le basi fondamentali su cui abbiamo costruito il benessere diffuso negli ultimi decenni sono poste fondamentalmente in grave crisi, perché la manifattura non tira più. E la manifattura, da che mondo è mondo, è, diciamo, il settore produttivo che ha un maggior valore aggiunto, sia in termini di benessere collettivo che in termini all'interno della catena del valore. E noi ci stiamo impoverendo in questi anni perché la nostra impresa si sta impoverendo. L'altro grande elemento che è in profonda crisi in questa regione è l'export, assessore Calzavara e assessore Caner. Nel senso che il Veneto, sia per posizione geografica che per modello tradizionale della nostra impresa, è un modello che è sempre stato teso all'esportazione. Stiamo in mezzo all'Europa,
abbiamo grande capacità tecnica, abbiamo sempre avuto la capacità di esportare e attraverso, e anzi sulla base di questa capacità, abbiamo rafforzato e costruito il nostro sistema produttivo e imprenditoriale. E da 2 anni a questa parte l'export si è fermato e ora sta arretrando. E se voi ci mettete il dato delle esportazioni in valore economico, facendo finta che non sappiamo che sono aumentati i prezzi di vendita, ci prendete pure in giro. Quindi non sembra che stia flettendo, perché dal punto di vista dell'importo delle esportazioni siamo ai livelli dello scorso anno, ma se andiamo a fare l'analisi della quantità di bene esportato, anche il comparto export in questa regione sta soffrendo moltissimo, moltissimo. E ho fatto solo alcuni esempi di come la lettura del contesto economico e produttivo in questa regione dovrebbe, come dire, farci togliere le missioni sviluppo, competitività, turismo e riscriverle da capo dentro un contesto che sia perlomeno e vagamente vicino alla realtà e che non sia la narrazione di un mondo che non c'è più. Vi farò un altro esempio di ciò che manca dentro questo documento. Manca cioè totalmente una lettura puntuale del contesto sociale e delle fragilità che attraversano questa regione, che stanno andandosi espandendo e che andrebbero, come dire, protette, tutelate, magari prima che da fragilità diventino fenomeni di emarginazione. Nella vostra lettura si afferma che cresce la ricchezza della nostra regione, ma non si analizza mai come cambia la distribuzione di questa ricchezza dentro questa regione, in un contesto, lo diceva la collega Guarda prima, in cui chi è ricco è sempre più ricco e chi è povero è sempre più povero. La ricchezza aumenta, ma come è distribuita questa ricchezza dentro la nostra regione? Se guardiamo e incrociamo l'elemento della distribuzione della ricchezza con l'espansione delle povertà, delle fragilità e delle difficoltà, 2 domande dovremmo provare a farcele. Si accerta nella vostra relazione che crescono i prezzi legati a casa, energia, beni di consumo, ma vi siete chiesti, c'è un'analisi dentro a questo documento di se e come crescono i redditi e le retribuzioni in questa regione? Perché se mi crescono i beni, il costo dei beni principali, casa, generi alimentari e costi energetici, come posso non chiedermi se questo aumento dell'inflazione che colpisce soprattutto ed esclusivamente i redditi fissi, quindi salari e pensioni, come posso non chiedermi se e come questi aumenti inflattivi sui beni fondamentali, sui beni materiali principali impattano in una regione in cui salari, retribuzioni e pensioni non solo non crescono, ma sono destinati a ridursi con la manovra del governo che abbiamo in arrivo nei prossimi mesi. E collegato a questo potete mettermi tutte le analisi dei trend occupazionali che volete, ma come fate a non accorgervi che mentre dite che siamo una regione in cui il tasso di occupazione continua a crescere, il lavoro delle donne è ancora fortemente sottorappresentato in questa regione? Come fate a non dire che il 48% dei nuovi contratti stipulati nel 2022 in questa regione sono contratti a tempo determinato, precari, di somministrazione? Che lavoro state costruendo? Tanto lavoro per gli uomini, precario. Come fate a non accorgervi che non aumenta il lavoro nella manifattura? Dov'è l'analisi sistemica? Non sono 3 dati. Se io devo assumermi la responsabilità di decisioni che riguardano le politiche pubbliche, devo perlomeno conoscere il contesto nel quale proverò ad incidere sul piano sociale, sul piano produttivo. Non c'è nessuna valutazione, nessun commento in questo DEF rispetto al drammatico problema della incidenza dei morti e degli infortuni sul lavoro e dell'illegalità nel mondo del lavoro. È un argomento che non esiste e che non avete intenzione di affrontare se non c'è in questo programma. Non c'è una risposta che sia una dentro queste 300 pagine in riferimento al bisogno che le imprese hanno di nuovi lavoratori. Oggi uno dei quotidiani regionali ci raccontava i numeri delle richieste dei lavoratori.
Allora, potete fare tutti i protocolli che andate a prendervi i lavoratori canadesi, degli veneti espatriati, ma stiamo parlando di decine di migliaia di lavoratori che mancano in questa regione. Non c'è una parola, e ovviamente mancano ovunque, in tutta Italia, ma mancano principalmente in Veneto, che è una regione a forte trazione produttiva. Ma è un problema che ci porremo? Oppure anche questa volta facciamo finta di niente? Manca totalmente in questo DEF un'analisi approfondita del quadro delle fragilità ambientali. Non c'è scritto niente. Faremo un po' di invasi, faremo un po' di manutenzioni del suolo, ma perché non vi viene in mente la necessità di fare un'analisi seria sullo stato di salute della fragilità di questa regione e di costruire una politica integrata che sia finalizzata a mettere in sicurezza i cittadini del Veneto, le imprese del Veneto, le famiglie del Veneto? C'è questa lettura come se l'evento calamitoso fosse un destino ineluttabile, che quando ci capita interveniamo, magari Zaia si presenta col giubbetto della protezione civile, così sembra anche un eroe, ma ce lo spiegate se esiste un'analisi della fragilità ambientale e climatica? O dobbiamo davvero rassegnarci al fatto che capiterà sempre più spesso perché la natura è imprevedibile e quando capiterà risistemeremo e poi chiederemo al governo a Roma un po' di soldi per risarcire chi ha subito un danno serio? Altra cosa che manca totalmente in questo DEF, questa è una mancanza molto grave rispetto alla quale mi aspetto un impegno diverso dalla Giunta. Dentro questo DEF non c'è una parola, il riferimento alla radicata presenza sul nostro territorio delle organizzazioni criminali. E non lo dico io, lo dicono le sentenze dei tribunali che hanno condannato centinaia di persone del Veneto per collusione con le organizzazioni criminali. Io vorrei citarlo, il caso di Eraclea. Solo il presidente di questa regione è dovuto andare a testimoniare ad un processo contro un clan mafioso ed è il presidente Zaia, oltre a quelli delle regioni del sud. Ma a voi sembra normale? Vi sembra normale che in quel comune, quando il personaggio indicato dai magistrati come mafioso viene scarcerato, in quel comune fanno i fuochi d'artificio? Vi sembra una dimensione sottovalutabile? A me no. Ma del resto la sottovalutazione rispetto alla presenza delle organizzazioni criminali in Veneto è fenomeno noto di questa amministrazione regionale e io credo che sia una sottovalutazione colpevole, perché questo non voler vedere ciò che tutti vediamo e che ormai anche i tribunali vedono è esattamente uno degli elementi che ha consentito a quelle organizzazioni criminali non solo di infiltrarsi, non solo di diffondersi, ma anche di radicarsi in questa regione. Il Veneto è la seconda regione italiana per operazioni finanziarie sospette segnalate. È solo che da noi le organizzazioni criminali raramente sparano alla gente e quindi, tutto sommato, se ci portano un po' di soldi, non fanno così male. Questo è un atteggiamento vergognoso. Questo è un atteggiamento vergognoso che io credo... Posso continuare? Scusate, colleghi, mi sono perso il passaggio perché... Collega Dolfin, non vedo l'ora di sentire il suo intervento sul bilancio. Non vedo l'ora. Per favore, colleghi, lasciamo terminare la collega Caro Cameri. collega Dolfin, io non ho dubbi che lei non parlerà di mafia e questo è il problema. E anche questo è il problema. Finisco, l'ascolto dopo. Collega Dolfin, prego. Ecco, io invece credo che questo sia un grande problema che incide sulla vita produttiva ed economica della regione e che incide sulla tenuta democratica della nostra regione. E mi aspetto
che dentro al DEF su questo punto ci sia un impegno. Vede, Presidente, fa davvero una certa impressione il fatto che quando in quest'Aula si pronuncino le parole mafia, organizzazione criminale, presenze criminali radicate, finisco, collega, ci sia tutta questa... mi permetto una cosa, ma No, anch'io sono stato chiamato a testimoniare. Era una strategia difensiva che si è rivelata fallimentare, quindi Zaia non è stato chiamato perché il giudice o qualcuno, questo, quindi ecco. Non ho detto questo, no, ma Presidente. siccome Non ho appunto detto questo. mi sono sentito anch'io chiamato in causa, ho precisato. Non ho detto questo, dico che però il fatto che sia stato chiamato il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio e altri è un segnale del fatto che si stanno celebrando decine di processi che vedono imputati personaggi con le accuse di organizzazione criminale. In tutta Italia non mi risulta che, diciamo, in questa regione ci sia particolare preoccupazione rispetto al fatto. Il fatto che Assessore Caner, un sindaco, sia stato condannato per associazione a delinquere non avviene in tutta Italia, avviene in Veneto, avviene in Campania, avviene in Calabria e avviene in Sicilia. Non avviene in tutta Italia, non avviene in tutta Italia. Però questa discussione è in questa... Lasciamo terminare il collega Camani, grazie. In Emilia Romagna non mi risultano sindaci condannati. Lasciamo terminare la collega Camani, grazie. Vedo che... Posso continuare, Presidente? Grazie. Vedo che... Posso continuare, Assessore Bottacin, poi lei può intervenire quando vuole, naturalmente. No, vedo che, diciamo... No, ma gliela dà il Presidente, non io, si figuri. Poi, se posso, finisco. Grazie. Vedo che, diciamo, affermare con decisione in quest'Aula che c'è una presenza strutturale delle organizzazioni criminali in questa regione è effettivamente un argomento che desta scalpore. Credo sia un argomento, invece, sul quale tornare. Abbiamo presentato un'ampia manovra emendativa su questo tema, quindi avremo tempo di discutere e di approfondire. Ecco, io ho citato, dicevo, Presidente, alcuni esempi rispetto ai quali, a nostro giudizio, questo documento di economia e finanza non è adeguato rispetto alle emergenze che abbiamo e anzi rappresenta un esempio della politica che rinuncia a cambiare le cose. Una politica che si affida esclusivamente alla risposta, Guardi che questo è un tono normale per l'Aula, collega, non è che sia una cosa... Quindi continui il suo intervento. Guardi, Presidente. No, prego. Grazie. Per me no, però non importa, lo continuerò lo stesso. Dicevo che questo è un documento di economia e finanza che rinuncia a cambiare le cose, che rinuncia ad analizzare il contesto nel quale è chiamato a muoversi, che si affida esclusivamente alla risposta del leader, che certamente può essere interessante sul piano del consenso, ma che decisamente non è sufficiente per incidere sulla realtà. Perché se non vedo la crisi del sistema produttivo, se non vedo l'esplosione delle fragilità, se non vedo le condizioni del mercato del lavoro, se non vedo la presenza radicata delle organizzazioni criminali in questa regione, non sono in grado di produrre politiche capaci di influenzare e cambiare questi elementi. E siccome io penso che la politica non dovrebbe essere funzionale esclusivamente al consenso, finisce che anche chi ha molto consenso non è in grado di fare politica, intesa come strumento per cambiare le cose che non vanno. E del resto, come altro ci vogliamo spiegare la disaffezione per la politica e l'alto tasso di astensione che registriamo ad ogni passaggio elettorale? Perché tutti i cittadini, a prescindere dal colore politico, pensano che la politica non serva, perché non è in grado di cambiare le cose. Io invece penso che oggi serve una capacità di lettura profonda. Signori, se volete sospendiamo un attimino, riprendiamo fra mezz'oretta? Per me sì, Presidente.
Sospendiamo la seduta. Grazie. Riprendiamo alle ore 14:30. Colleghi, se ci accomodiamo, riprendiamo i lavori. Bene, eravamo rimasti all'intervento della collega Camani, che riprende. Prego. Grazie Presidente. Riprendo il filo di un intervento che avevo cominciato prima della pausa che ha chiesto la Presidenza e riprendo un intervento nel quale cercavo di spiegare il mio punto di vista rispetto al fatto che per non ridurre questo documento a un libro dei sogni, e cioè ad un insieme di enunciazioni teoriche che non stiano pienamente aderenti alla realtà, è necessario vedere, voler vedere e voler approfondire la complessità della fase che stiamo attraversando e che da questo punto di vista l'impianto che ci viene sottoposto è un impianto che riteniamo profondamente non condivisibile, perché anziché avere l'ambizione di analizzare il contesto nel quale troviamo a muoverci e ad avanzare proposte concrete per apportare i correttivi a ciò che non funziona in questo contesto, è un documento che si limita a trasporre come accadimenti esterni e su cui non ci si può impegnare ciò che invece dovrebbe essere l'oggetto della nostra attenzione e dovrebbe dunque essere la finalità attorno a cui costruiamo la nostra proposta politica. Provavo anche a dire come questo impianto, che ripeto noi non condividiamo, è un impianto politico di chi sostanzialmente rinuncia a cambiare le cose attraverso le scelte che siamo chiamati a fare e che spesso, come in questo caso, espone le persone che abbiamo l'onere di amministrare ad essere travolti da ciò che sta accadendo intorno a sé. Invece, quello che riteniamo possa essere utile oggi, necessario, proprio nelle condizioni di profondo cambiamento nel quale è immersa l'economia occidentale, serve invece una capacità di lettura profonda dei processi in campo e di come stanno già cambiando, hanno già cambiato e stanno già incidendo sulla società veneta. E io credo che non accorgersi neppure oggi che il Veneto che abbiamo di fronte e rispetto al quale dovremmo avere delle responsabilità è un Veneto diverso da quello del 2010, e cioè quando è cominciata l'avventura del Presidente Zaia. Io dicevo non accorgersi che oggi il Veneto è diverso da com'era nel 2010 è un errore pesantissimo che i nostri cittadini stanno pagando e pagheranno. E ho provato a mettere in fila alcune delle questioni che dovremo affrontare attraverso la programmazione regionale, che a nostro giudizio non vengono affrontate da questo DEF con la dovuta profondità e con la necessaria radicalità. Ho citato la crisi del modello economico e produttivo veneto, ho parlato delle condizioni del mercato del lavoro nella nostra regione, parleremo anche dello stato di salute del mondo del sapere del Veneto e di come le nuove traiettorie che stanno assumendo le diseguaglianze sociali andrebbero gestite attraverso una risposta di servizi di welfare profondamente diverse. E sono tutte questioni, l'economica, la sociale, la politica, quella che riguarda il mondo del lavoro, che non hanno bisogno di analisi a sé stanti, ma che stanno tutte collegate dentro una lettura della società e una lettura dei bisogni che da questa società emergono, che è a nostro giudizio assente da questo documento di economia e finanza, evidenziando una differenza siderale tra le dichiarazioni che noi leggiamo e le politiche pubbliche che poi siamo in grado di mettere in campo per le cittadine e i cittadini del Veneto. Non parlerò in questo caso di risorse e quindi delegheremo alla discussione sulla legge di bilancio tutte le valutazioni collegate alla quantità di risorse disponibili e dunque alla necessità di assumersi la responsabilità di alcune scelte, e su questo ci sarà molto da dire in occasione del bilancio. Questa discussione invece la vorrei incentrare su ciò che manca appunto, e cioè sulle idee che noi non ritroviamo in questa
documento di economia e finanza, e lo farò provando a raccontare alcune questioni che io vedo, che noi vediamo emergere e che non trovano spazio in questo documento. La prima notizia è quella che anche in Veneto esiste la povertà relativa e assoluta, che riguarda centinaia di famiglie, centinaia di minori nella nostra regione. E nel momento in cui noi decidiamo di vederle, queste persone, di vederne le difficoltà e di comprenderne le criticità, dovremmo perlomeno automaticamente porci la questione di come affrontare alcune emergenze drammatiche della nostra regione. La prima riguarda in generale i servizi che noi mettiamo a disposizione delle famiglie e delle persone che non riescono ad arrivare a fine mese. Mi permetto soltanto di citare la questione dell'emergenza abitativa, ne parleremo molto poi anche nel resto della discussione, e cioè di come ci siano sempre fasce di popolazione che tendono ad estendersi costantemente, che non riescono ad accedere al mercato per quanto riguarda le case in locazione o in acquisto. Guardate, se noi non analizziamo in profondità questo fenomeno, se non comprendiamo come sia collegato ad una dinamica economica e sociale che sta letteralmente travolgendo anche la nostra regione, noi non ci accorgiamo che lasciamo indietro uno strato sempre più largo di cittadini, costringendoli, spingendoli da uno stato di difficoltà ad una condizione di definitiva marginalità. C'è il tema del sostegno economico ai soggetti che non sono più in grado di arrivare a fine mese. C'è la grande questione del sistema educativo e del sistema formativo. La questione della povertà educativa è ormai una delle priorità indicate da tutti gli organismi internazionali, e se noi non ci rendiamo conto che la fragilità strutturale a cui abbiamo condannato il sistema formativo veneto in questi anni rappresenta un rischio di esclusione sociale fortissimo anche in questi territori, noi lasciamo appunto anche in questo caso una difficoltà che si incrementa pezzo dopo pezzo e diventa poi immodificabile. In generale il sistema della scuola pubblica in questa regione da troppi anni è abbandonato, non è inteso come un settore di prioritario intervento, e il risultato lo vediamo tutti i giorni nel momento in cui ci occupiamo delle necessità delle ragazze e dei ragazzi. E poi ad esempio c'è tutta la questione del trasporto pubblico locale, anche su questo ne abbiamo parlato molto spesso, ma la capacità che questa regione ha avuto di rispondere a delle necessità emergenti che incrociano ovviamente la grande questione democratica che è rappresentata dalla possibilità di accesso a un trasporto pubblico locale per tutti, sono un altro dei grandi temi che in questa regione è stato lasciato indietro. Ma tutto il tema della povertà relativa ed educativa incrocia principalmente il grande assente dalla programmazione regionale, che è il tema del lavoro e del valore che il lavoro dovrebbe avere dentro una società così, diciamo, per definizione improntata sui lavori. Ora, da questo punto di vista, anche qua mi rendo conto che il dibattito nazionale non aiuta a mettere nel mirino questa questione come cruciale. Mi rendo conto che stiamo parlando dentro un Consiglio regionale rispetto all'interno del quale sicuramente non è stato affrontato con la dovuta attenzione il tema del salario minimo, che viene, come dire, furbescamente tolto dall'agenda politica del governo romano da diversi mesi, che viene in maniera, io ritengo anche scorretta, sostituito da questa fantomatica riduzione del cuneo fiscale, come se bastasse lasciare qualche soldo in più in tasca dei lavoratori che non pagano, che così vedono una riduzione del fisco per un anno solo per risolvere il dramma del lavoro povero, delle retribuzioni che non sono più oggi in grado di corrispondere ai bisogni materiali delle persone. Ma dentro questo quadro nazionale, che per colpa del governo dunque non riconosce la povertà lavorativa come una delle grandi emergenze nazionali, noi cosa facciamo? Noi che siamo la regione, dicevo prima, del lavoro, noi che siamo la regione che sfiora da un po' di anni ormai la piena occupazione, come possiamo noi abdicare a questa necessità, e cioè del costruire politiche del lavoro
che mettano al centro la necessità di rafforzare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in una regione ancora in cui troppo spesso i lavoratori sono esposti a fenomeni drammatici come la precarietà, il lavoro povero, il lavoro nero e sommerso. Siamo una delle regioni in Italia nella quale si registra il maggior numero di incidenti, di infortuni e di morti sul lavoro. Come può non essere questa la priorità della nostra regione? Come può essere che, a parte qualche protocollo, non ci venga in mente niente che possiamo mettere in campo per poter ridurre l'impatto che gli infortuni sul lavoro hanno sulle lavoratrici e sui lavoratori? Come possiamo essere una regione che ancora da anni promette e non mantiene l'incremento delle dotazioni organiche degli SPISAL? Ecco, io credo che queste siano alcune delle contraddizioni che emergono da questo documento di economia e finanza. E poi il tema della sanità. Ormai, al netto delle manifestazioni di interesse che sempre più spesso ci vengono rivolte dai banchi della Giunta, che vogliono raccontare di una sanità di eccellenza dove problemi non ce ne sono e stiamo meglio degli altri e siamo i più bravi, in realtà l'assessore Calzavara lo sa meglio di noi, immagino, quanto sia profondo il rosso dei conti della sanità regionale. Le nostre aziende sanitarie ormai da diversi anni, e quest'anno in particolare, non sono nelle condizioni di raggiungere il pareggio di bilancio. Come ha ammesso l'assessore Lanzarin, stiamo grattando il fondo del barile, stiamo utilizzando risorse che avevamo accantonato negli anni per poter reggere i costi sempre e naturalmente crescenti del comparto sanità. E come non possiamo non accorgerci che questa sia anche qui una priorità e che anche la regione del Veneto ormai sia una regione in cui si cura solo chi ha i soldi per poterselo permettere, assessore Calzavara. E allora a me va benissimo che facciamo fare al presidente Zaia il post su Instagram che ci racconta dell'intervento chirurgico di avanguardia riuscito nelle nostre aziende sanitarie, ma lo vorrei vedere almeno una volta il presidente Zaia a fare la fila a un CUP per prenotare una visita che è impossibile prenotare nei tempi indicati. Allora ecco la differenza tra la realtà e la narrazione. La realtà è che anche qui, con un po' di umiltà, dovremmo dire che la sanità è alla fine delle vostre priorità e che anche il Veneto, se non dà un cambio di rotta immediatamente, rischia di essere una regione in cui non tutti si possono curare. Ora chiudo davvero richiamando ad un principio che prova a tenere insieme tutte le questioni che ho sollevato, che sono questioni che potremmo definire semplicemente di giustizia sociale, che è la grande assente di questo documento di economia e finanza, la giustizia sociale che è finalizzata a proporre un modello sociale in cui chi ha di più sostiene e supporta chi ha di meno, con l'altra grande lato della medaglia che è la giustizia climatica. Ha già detto molto bene la capogruppo Guarda, ma lasciatemi dire 3 cose su questo. Siamo la regione in Italia con la maggior quantità di consumo di suolo. Abbiamo una legge che oggettivamente, dopo un po' di anni dalla sua approvazione, mi pare un dato di fatto, non è stata in grado di limitare l'utilizzo di suolo dentro questa regione. Ed è evidente che l'utilizzo di suolo, il consumo di suolo, non può non essere letto per la gravità che ha in controluce rispetto ai cambiamenti climatici e di come i grandi eventi calamitosi che si abbattono nella nostra regione debbano fare i conti non soltanto con delle fragilità strutturali, ma anche e soprattutto col fatto che attraverso questo consumo disordinato di suolo noi non siamo in grado di resistere in maniera efficace di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. E io credo che una politica contro i cambiamenti climatici come quella della regione del Veneto, che si limita ad azioni che hanno l'obiettivo di mitigare i danni, ma che mai hanno la capacità di aggredire all'origine
il tema dei cambiamenti climatici sia una politica miope che non ci mette al riparo da ciò che abbiamo visto accadere anche recentemente in territori molto vicini a noi, ma sempre per stare sul tema della giustizia climatica, cito così come i titoli di un libro, il tema dell'inquinamento, dell'aria, dell'acqua. Anche in questo campo abbiamo dei primati nazionali davvero drammatici. La grande questione della siccità, che invece che essere affrontata con un grande sistema regionale di approvvigionamento idrico, ancora pensate di risolvere attraverso la proposta di progetti irrealizzabili, contro cui anche i territori si sono schierati, come per esempio quello scellerato della diga sul Vanoi. Siamo nel 2023, i progetti che abbiamo nel cassetto dal 2010 non sono più efficaci neppure sotto questo punto di vista. Ecco, queste sono tutte le ragioni per cui, a nostro giudizio, questo documento di economia e finanza è inadeguato ai tempi che dovrebbe avere l'ambizione di governare, è inadeguato ai problemi che avrebbe il dovere di affrontare, è inadeguato rispetto ai bisogni e alle esigenze delle cittadine e dei cittadini di questa regione. Abbiamo presentato sulla nota di aggiornamento come gruppo del Partito Democratico un'ampia manovra emendativa per cercare di infilare questi principi di giustizia sociale e di giustizia climatica dentro un documento che abdica la funzione principale che dovrebbe avere la politica, e cioè quella di cambiare un mondo che va cambiato.